Bentrovati a tutti gli amici amanti della buona musica, amanti della cultura e spettatori di questa emittente che svolge attività di informazione al vostro territorio. Programma a dir poco splendido. L'esordio con Ludwig van Beethoven e l'Ouverture Coriolano, opera 62. A seguire una magnifica interpretazione per il concerto per violino numero 1, opera 26 di Max Bruch ad opera di Paolo Tagliamento, oramai considerato tra i più affermati nuovi protagonisti italiani del violino. E per concludere, essendo a Vittorio Veneto, sua città natale, non potevamo non formulare un pensiero anche per un altro illustre personaggio di quella città, quel Lorenzo da Ponte, al quale è intitolato il teatro che ci ospita per questo concerto, celebre anche per essere stato il librettista di opere come Le nozze di Figaro, il Don Giovanni e Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, e appunto di Mozart proponiamo una suggestiva sinfonia numero 40 KV 550. I solisti di Radio Veneto 1, violino solista Paolo Tagliamento, direttore Giorgio Ossini. Buon ascolto.
la sarabanda dalla seconda partita di Bach in Re minore.
Terminata anche questa terza pagina della cultura della vostra emittente, i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini hanno ricordato il conte Brandolino Brandolini d'Adda interpretando l'Ouverture Coriolano Opera 62 di Ludwig van Beethoven, il concerto per violino numero 1 Opera 26 di Max Bruch con violino solista Paolo Tagliamento e di Wolfgang Amadeus Mozart, per ricordare anche Lorenzo da Ponte, cittadino di Vittorio Veneto e librettista di Mozart, la sinfonia numero 40 KV 550. È tutto, grazie per l'ascolto e alla prossima.